telefoniche non ascolteremo più, e la battaglia che stiamo facendo in Parlamento in questi giorni è per far saltare questa legge. Lo dico perché la vicenda della Sardegna è una di quelle che useremo di più. Se loro avessero portato quella legge fino in fondo non saremmo stati in grado di sapere che cosa succede in Sardegna, di cosa questa regione purtroppo è stata protagonista in questo anno. Bene, basta soltanto intuire quello che c'è dietro, quelle intercettazioni si capisce. È successo che il giorno dopo che la nostra giunta è stata sconfitta alle elezioni regionali è partito il tam tam, via libera, si ricomincia, via libera, si ricomincia, si può ricominciare a fare gli affari propri, a usare la pubblica amministrazione come interesse personale, a chiamare gli amici degli amici, a fare di quest'isola un'isola di malaffare che non è mai stata e non dovrà mai essere in futuro. Ecco perché il voto a quarto, il voto per la provincia di Cagliari qui, ma il voto per tutte le province della Sardegna è per noi un voto per rialzare la schiena della moralità dei sardi, che non accettano che quest'isola sia un'isola in cui la concezione dell'attività di governo sia legata alle azioni o ai messaggi che abbiamo ascoltato in questi mesi. Noi su questo vogliamo essere assolutamente chiari e su questo tema io credo che ci debba essere da parte nostra una capacità di dirlo, di farlo capire. Io so che purtroppo questi sono temi che troppe volte nel clima che stiamo vivendo sono temi che passano in secondo piano. Io penso invece che siano temi importanti per un motivo molto semplice. Se la pubblica amministrazione ha rapporti non chiari e invece di far fare le cose secondo le regole per cui è giusto che gli appalti li vinca chi è in grado di fare meglio le cose, e invece se la logica è quella per la quale sono gli amici degli amici, si buttano via soldi pubblici, si fanno le cose peggio, si peggiora la qualità della vita dei cittadini. E io penso che questo tema debba essere per noi un tema che quando nelle prossime 2 giornate andiamo a chiedere il voto cittadino per cittadino a tutti gli abitanti di Quarto, dobbiamo ricordarci di spiegare anche questo, di dirlo con grande chiarezza. Ognuno faccia le sue scelte, ma non c'è dubbio che da un anno a questa parte le cose in Sardegna sono cambiate e sono cambiate in peggio. Sono cambiate in peggio perché questo atteggiamento e questo clima generale è un clima generale che è tornato. Tra l'altro aggiungo che se uno deve anche andare a giudicare da quello che è stato fatto nel primo terzo della vita della legislatura, 1 anno e mezzo praticamente, il Consiglio regionale non si è quasi mai riunito, non si riunisce ormai da mesi. L'attività della Giunta regionale è un'attività di ordinaria amministrazione e dire già tanto. Il tema degli impegni, delle grandi riforme, tutto il lavoro riformatore che abbiamo fatto nei 5 anni precedenti, tutto questo è lasciato completamente a sé stante. È successo quello che sapevamo, però onestamente noi l'avevamo detto ai cittadini, agli elettori. È arrivato il clone in piccolo di Berlusconi in una logica nella quale per l'appunto non c'è alcun progetto per la Sardegna che non sia eseguire ciò che serve in una logica che non c'entra niente con lo sviluppo autonomo dell'isola. Anzi, se serve si toglie anche all'isola. Io non posso dimenticare quello che è successo alla